È di una donna veneziana di 67 anni, residente nel sestiere di Castello, nella zona di via Garibaldi a Venezia, il corpo senza vita affiorato mercoledì sera, poco prima delle 23, dalle acque della laguna in riviera San Niccolò al Lido di Venezia. Il recupero da parte di un gruppo di ragazzi in barchino che, mentre transitava nella zona tra il Russo Palace e l'Hotel Villa Mavapa, ha visto improvvisamente davanti a sé una strana sagoma in acqua e, dimostrando grande civiltà e tempismo, si è subito fermato per prestare aiuto e soccorso. Per i rilievi stanno procedendo gli agenti della polizia locale. Sul posto sono arrivati mercoledì sera carabinieri, capitaneria di porto e vigili del fuoco, oltre alla polizia locale. Recuperato il corpo, si è capito purtroppo subito che la donna era già morta, probabilmente per annegamento, e quindi sono iniziate le procedure per l'identificazione della vittima. Potrebbe essere stato un gesto estremo a provocare la morte oppure una caduta accidentale. Al momento non si può escludere alcune ipotesi. La donna, vedova, viveva da sola a casa. Le due figlie, che ieri non erano riuscite a contattarla, oggi hanno tentato di mettersi nuovamente in contatto con lei. Non riuscendovi, stamattina si sono presentate alla polizia locale per fare denuncia. Alcuni elementi descrittivi coincidevano con il ritrovamento del cadavere di poche ore prima, quindi in obitorio è avvenuto il riconoscimento della povera vittima.